Buongiorno a tutti ragazzi, prosegue l'attività sismica nel Forlivese. Una serie di deboli scosse stanno, colpendo questa città da sabato, quindi diciamo che tutto è iniziato sabato pomeriggio con una serie di scosse molto importanti, una alle 18:52 di magnitudo 3.7, seguita poi dopo giusto 2 minuti da una di 2.9 e poi nella notte tra sabato e domenica, come ben sapete, di magnitudo 3.6. Dalla mezzanotte di allora sono state registrate ben oltre 48 scosse di terremoto. È vero, sono scosse di magnitudo inferiore, però la Terra non sta cercando di smettere di tremare. Quindi un po' preoccupati gli scienziati lo sono. In effetti da allora ragazzi ha tremato 48 volte e capisco che sono scosse di assestamento, ma gli scienziati comunque sismologi ben molto più grande di quello che già sono avvenuti, quello di 3.7, quello che fra Premio il Cuore e Santa Sofia, che è stato avvertito anche in Toscana perché aveva una profondità proprio, diciamo, 3 km, pensiamo un poco, figuratevi, quindi è stata molto poco profonda, quindi più poco profondi sono, peggiore è la situazione. Quindi diciamo che ho voluto fare questo video per aggiornamento per questa terra che comunque ancora non si è fermata questa attività sismica, quindi sta continuando ancora in queste ore mentre io sto facendo questo video. Sono scosse che, ripeto, non vengono percepite dalla popolazione, però ci sta questo bradismo, come lo chiamano loro, che tanto può essere un bene perché la terra sfoga e finisce la storia qui, oppure può essere un male che la terra faccia, una scossa più forte, quindi poi dipenderà dalla casualità, quindi tanto può andare bene e tanto può andare male, poi dipende sempre da come va, quindi non ci sta una regola, purtroppo come ben sapete tutti quanti i terremoti non si possono prevedere né anticipare oppure di nessuna maniera sapere se ci sarà, no, sono l'unica cosa che come l'eruzione vulcanica non si sa mai nulla, quindi quando accade è perché è già accaduto, quindi non è perché lo sapevamo. Noi possiamo solo dire forse ci potrà essere un terremoto oppure forse ci potrà essere un'eruzione, ma non lo possiamo mai dire ci sarà oggi, ci sarà fra 2 giorni, no, perché nessuno si permetterebbe poi di affermare una cosa che non esiste. Quindi ragazzi, con questo video voglio dire che l'attività sismica a Forlì e Cesena sta continuando, quindi per ora scosse sì, davvero che non sono percepite, però la terra sta tremando ancora. Ragazzi, ci sentiamo al prossimo video, se qualche cosa faccio sempre un aggiornamento, sempre come ho fatto sempre ragazzi. Ciao a tutti e arrivederci.